Palazzo Sarcinelli a Conegliano. Marco Goldin, oggi uno dei più importanti curatori italiani, ha mosso qui i primi passi della sua fortunata carriera, dalla fine degli anni '80. E negli ultimi 25 anni qui hanno lavorato professionisti del calibro di Sgarbi, Daverio, Margozzi, Bossaglia e Villa. Hanno allestito rassegne di altissima levatura che hanno reso la città del Cima, il pittore autoctono del Cinquecento, protagonista di una delle mostre più fortunate degli ultimi anni, un punto di riferimento importante per il dibattito culturale, non solo a nord-est ma anche a livello nazionale. E se il 2013 si è chiuso mettendo a bilancio un ricco ventaglio di mostre dedicate prevalentemente ad artisti locali, il 2014 si annuncia come l'anno del rilancio in grande stile. Il 2014 sarà un anno da questo punto di vista frizzante, nel senso che cominciamo questo percorso nuovo di Palazzo Sarcinelli, ci saranno una serie di appuntamenti importanti anche dal punto di vista della musica e del teatro e di spettacoli e attività dedicate ai piccoli. Sarà anche l'anno della nuova collocazione della biblioteca e quindi anche questo ci impegnerà nella valutazione della soluzione migliore, scevri da condizionamenti di luogo e di struttura. A vincere l'appalto per la gestione di Palazzo Sarcinelli per i prossimi 3 anni è stata Civita 3 Venezia, società che gestisce i servizi museali di prestigiose realtà, fra cui la Fondazione Cini e le gallerie dell'Accademia a Venezia, il Teatro Olimpico a Vicenza e il Castello di Miramar a Trieste. Il primo a mostrarsi al pubblico sarà il 500 Inquieto di Cima, in programma dal 1 marzo all'8 giugno 2014. Poi nel 2015 sarà la volta di Carpaccio con Vittore e Benedetto fra Venezia e la Dalmazia. Infine nella primavera 2016 il paesaggio veneto con opere di maestri dall'Ottocento ai giorni nostri.